Una delle eccellenze sicuramente di Adria è questa biblioteca e ho il piacere di essere con il professor Livio Crepaldi, che di questa eccellenza senza dubbio è una delle colonne portanti. Ci parli un pochino di questa biblioteca? Sì, questa è una biblioteca direi storica per Adria, che risale prevalentemente all'interesse che per Adria ha sempre avuto la famiglia Bocchi. La biblioteca, che è rimasta per lunghi anni nella sede prima, che è il Palazzo Cordella cosiddetto. Quel palazzo è stato sede fino al 2003 circa. Questa sede è stata scelta e si è dovuto fare tutta una serie di adattamenti per stare dentro le norme rigorosissime che riguardano le biblioteche, con un impegno finanziario da parte del comune notevole, ma anche quell'aiuto che poi si è ripetuto nel tempo della fondazione della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo. Ecco, questa nuova sede come è distribuita? Piano terra, che è destinato a deposito, il primo piano che è fatto dalla sala dell'accoglienza, poi abbiamo testi che noi conserviamo, preziosissimi, al terzo piano, che è il piano in cui raccogliamo gelosamente, perché lì accediamo solo noi e gli studiosi accompagnati da noi, dove abbiamo documenti che risalgono al XII secolo, 1100 e qualcosa, e raccogliamo poi incunaboli, cioè le pubblicazioni fatte entro il 1400, diciamo, poi le cinquecentine preziosissime che ne abbiamo, e tutte le pubblicazioni anche di studiosi del nostro cieco di Adria, Luigi Grotto, che adesso andiamo riscoprendo un po' dappertutto. Ecco, detto questo, credo che la biblioteca colga veramente uno spazio originale per Adria, non perché gli altri non abbiano la loro originalità, ma noi abbiamo una storia, abbiamo monumenti artistici e memorie che sono tipiche di Adria e probabilmente non proprie di nessun altro luogo. Per questo noi riteniamo di poter avere in rapporto quel Basso Polesine una originale nostra presentazione, diciamo, della nostra memoria, della nostra storia, che si integra con quella di altri luoghi magnifici come sono tutti quelli del Delta, e in questo diventiamo anche un po', come dire, protagonisti di questo parco del Delta di cui siamo un po' la porta. La ringrazio. Intanto è stato un piacere visitare questa biblioteca, parlare con lei, ma soprattutto lunga vita al libro. E una mia impressione personale: ho avuto veramente l'emozione quando con la telecamera facevo vedere e leggevo 1600, 1700. Pensare che lì c'è la storia è una cosa che dà veramente qualcosa di particolare. Esatto, e questo è fondamentale perché è in contrasto con quel discorso dell'usa e getta. Quelli lì sono rimasti qua e sono memorie ancora fruibili, diciamo, purché noi abbiamo ancora voglia di cercare di andarli a prendere e di utilizzarli. Oggi siamo a Rosolina, provincia di Rovigo, strada statale Romea, e andiamo a visitare un ristorante Aurora 2. Ecco qua, siamo all'interno del locale, abbiamo visto fuori, belle location, noi stiamo celebrando sempre di più il Delta. In che tipo di proposte fate? Noi abbiamo una cucina classica di pesce, si avvicina anche un po' a una cucina chioggiotta veneziana, e usiamo molti prodotti di stagione. È un mare caldo, quindi c'è un pesce molto più gustoso, o sbaglio? Pesce nostrano del mare Adriatico, un pesce molto gustoso, è trattato bene anche a livello anche di pescato, di lavorazione e tutto. Abbiamo visto scaricare anche il pesce fresco qua dai mercati vicini. Vogliamo parlare anche di prezzi, che fascia più o meno avete di prezzi? I prezzi variano su una fascia diciamo anche turistica, perché abbiamo dei menù turistici a 35 euro e comunque andiamo sui 40 o sui 50 eventualmente, se qualcuno vuole mangiare alla carta con qualche bottiglia importante. Ricordiamo che comunque c'è anche il menù degustazione per 2 persone, che al giovedì paghi solo 49 euro, e poi c'è anche il servizio take away con sconti alla cassa del 10%, e c'è la possibilità di provare anche le vostre famose catalane. Che dire, uno dei migliori ristoranti del Polesine, sicuramente, grazie ad Aurora 2 a Rosolina sulla strada statale Romea.